Grazie ad Emanuela Stefani per la linea da Milano, dove tra l'altro la ritroveremo anche la prossima settimana, sempre per la BIT, ma torniamo in Veneto. Siamo stati al Carnevale di Venezia e ora ci troviamo a Treviso, a Villa Letizia, sede del Parco del Sile. Cominciamo con l'assessore. Assessore, come la Regione Veneto promuove i parchi del Veneto, che sono 6, giusto? Sì, noi abbiamo 5 parchi regionali e un parco nazionale che è il Parco delle Dolomiti Veronesi. Noi stiamo veramente adoperandoci per rilanciare questo patrimonio naturale che il Veneto ha. Abbiamo partecipato a vacanze e weekend poco tempo fa a Brescia, siamo pronti per andare a Padova, poi Torino e Verona per chiudere questo giro che presenteremo in queste fiere proprio le opportunità che ci sono nel Veneto offerte appunto da questi 6 gioielli che noi abbiamo, che pochi conoscono purtroppo. Un altro strumento molto importante che abbiamo presentato e lanciato in questi giorni è questo volume A Scuola nei Parchi del Veneto. Ecco, qui è un volume che contiene 42 itinerari, che sono itinerari delle varie realtà dei parchi e sono suddivisi sia per fasce di età e sia anche per temi importanti che appunto questo volume racchiude. Un modo per coniugare natura e cultura, vero? Un modo per coniugare natura e cultura, ma che vogliamo partire dalle giovani generazioni. Tanto è vero che questo volume l'abbiamo presentato e distribuito a tutte le 2635 scuole del Veneto, ad esclusione delle scuole di infanzia, ma poi tutti gli altri livelli, in modo per far conoscere queste opportunità che abbiamo. È un manuale che presenta tutte le caratteristiche dei parchi, la loro carta d'identità, quando sono nati, le particolarità, i prodotti particolari che ci sono diversi fra loro, però si congiungono tra loro con 4 caratteristiche. La prima caratteristica è l'acqua, poi qui ci troviamo nel Parco del Sile, che il Sile è un fiume pieno d'acqua. La seconda caratteristica, le risorse ambientali, le orchidee, ecco, che le abbiamo in tutti i parchi, e anche la geologia. Ecco, quindi sono queste, diciamo, 4 caratteristiche che li uniscono, ma che però si diversificano tra loro per tutta una serie di altre opportunità. Quindi un turismo alternativo, quello che promuovono i parchi. Assessore, ricordiamo quindi dove vi troveremo la prossima settimana? Il 7 e l'8 marzo appunto ci troveremo a Padova, alla Fiera di Padova, per appunto vacanze e weekend, che è il secondo appuntamento dopo Brescia, e come ricordavo prima poi ci sarà Torino e poi concluderemo con Verona. Bene, grazie Assessore, qui da Treviso è tutto.